Dietro a San Martino di Lupari, alla nostra città, c'è un grande tessuto che si rapporta quotidianamente, che condivide problemi, condivide prospettive, ma condivide anche le risorse. Una particolarità dei sammartinari è sempre stata quella di investire sul proprio territorio, investire sulla propria attività, sia dal punto di vista sportivo, e oggi qua noi ne siamo un esempio, sia dal punto di vista associazionistico. E credo che la dimensione che lei citava prima dei 13.500 abitanti sia proprio la dimensione giusta sul tessuto produttivo importante come quello di San Martino di Lupari per creare questo tipo di sinergie. Oggi siamo qua alla fila, una delle industrie che praticamente lavora a livello globale su tutto il mondo, ma è una delle realtà belle e produttive che abbiamo a San Martino di Lupari e che contribuiscono in maniera attiva e fattiva per lo sport sammartinaro. Cioè nulla nasce per caso, non è che noi riusciamo a creare quello che ha creato Fila insieme al basket, squadra 1, squadra 2, ma potrei citare molte altre discipline, sia collettive che individuali, senza questo spirito familiare, se possiamo chiamarlo così, puntuando da una parola che viene dal sociale, questo tipo di attività. È chiaro che innestando risorse importanti su una struttura che è stata presieduta da Cordiano per tanti anni, che ringrazio, e da quella che hanno da Giuliatti, quindi efficacia nella gestione sportiva, grande ritorno per il settore giovanile, che è la cosa che noi come amministrazione preme molto, perché lo sport, oltre che traguardi importanti che stiamo tagliando oggi, deve avere anche una funzione sociale, una funzione formativa, ma soprattutto deve creare un senso di appartenenza. Noi come Lupe Basket abbiamo creato in questi 20 anni un grande senso di appartenenza. Il FILA ha creato con la sponsorizzazione un grande senso di appartenenza e credo che questi ingredienti messi insieme sapientemente e soprattutto riuscendo anche a individuarli e indirizzarli in molti altri tipi di attività all'interno dello sport sammartinaro ci porti oggi a essere qua a presentare un finalmente che mi pare presente sia la terza che organizzate. E quindi credo che anche questo tipo di aspetto denota non solo le grandi capacità sportive, che credo siano indubbie, ma soprattutto le grandi capacità organizzative, gestionali e logistiche, che credo che in tutta Italia ormai ci invidino sotto questo aspetto. E è l'ingrediente fondamentale che permette di mantenere, e secondo me permetterà anche di crescere, al basket sammartinaro, alle attività produttive sammartinare e a tutto quello che ci va intorno. Noi come amministrazione, insieme con la Stefania Baron, che dopo è il vero braccio operativo dal punto di vista dello sport sammartinaro, siamo sempre stati a fianco di queste realtà, abbiamo investito anche noi parecchi soldi perché crediamo in questa attività e crediamo in questo fattore di sviluppo e di coesione sociale che fa crescere alla fine il nostro sistema paese e quindi San Martino di Lupari e tutto quello che c'è dentro. Quindi io vi ringrazio e ringrazio in maniera particolare il FILA perché sappiamo la parte economica importante che investe nel basket e tutte le altre naturalmente attività che aiutano questa associazione e credo che andando avanti così potremo avere solo che bei traguardi da tagliare e grandi prospettive per il futuro. Grazie e buona fine a tutti. Infatti siamo un'azienda leader nel nostro settore con grandissime ambizioni, ma però anche ai piedi per terra. Siamo a San Martino dal 1943 nella stessa sede storica e questo sta a significare anche il forte valore che vediamo al territorio. Perché l'azienda sappiamo che ha anche una funzione sociale, sia nei confronti dell'ambiente, del territorio, nei confronti dei giovani. E un modo per essere vicino ai giovani e al territorio è anche essere vicino allo sport. Essere vicino a uno sport come il basket vuol dire essere vicino a uno sport ricco di valori, come in realtà tutti gli sport, perché sappiamo che gli sport ti aiutano a dare ti aiutano a dare maggior stima alle tue abilità e a creare una forza interiore per superare gli ostacoli della vita. Noi ci crediamo in questo e da 30 anni siamo vicino alle Lupe e siamo arrivati qui raggiungendo obiettivi che quando abbiamo iniziato non erano neanche tra i nostri pensieri o tra i nostri sogni, perché la cosa è iniziata veramente per gioco dalla mia parte ho deciso di dare un supporto. Non siamo sportivi al 100%, però ci siamo appassionati veramente, veramente tanto quando vediamo la
la nostra squadra e tutte le altre squadre del nostro campionato veramente ci emozioniamo e capiamo anche tutto lo sforzo che fanno le ragazze per arrivare a quei risultati, perché se sai i risultati non nascono per caso. Quando vedi delle strategie di gioco così perfette dici là c'è tanto lavoro, come poi anche nelle aziende fanno quei risultati. Siamo orgogliosi di questi risultati, siamo orgogliosi che anche con l'associazione si è deciso di investire per ospitare la Coppa Italia e siamo ancora più orgogliosi, siamo felici. Saranno 3 giorni veramente emozionanti che vedranno un grande gioco e non ho altro da dire, vi ringrazio veramente. Delle 3 squadre rappresentate, ma anche l'onere di essere assolutamente senza fare un sorriso che dice uno l'altro. Faccio un sorriso quando vincono tutte. Questo sicuramente. Ringrazio intanto dell'ospitalità in questa azienda perché è importante, appunto sono tutte importanti le nostre aziende che collaborano e sostengono la nostra pallacanestro. Porto i saluti del Presidente federale che non è potuto essere qui perché ovviamente oggi si gioca una partita importante per la nostra Italia, i nostri azzurri, i maschietti e quindi aveva piacere di essere qui ma porto io i suoi saluti. Io devo fare soltanto i complimenti a Fila, a San Martino e all'amministrazione comunale perché organizzare eventi di questa portata fanno bene alla nostra pallacanestro tutta e alla pallacanestro veneta in primis. Siamo una regione importante, come ha ricordato lei, dal punto di vista del femminile, non solo come prime squadre ma anche come settori giovanili. Il nostro basket in rosa ci vede molto spesso essere i primi attori in territorio nazionale e questo è un orgoglio, oltre che una responsabilità per riuscire a dare un contributo a questo movimento. Noi come comitato ce la mettiamo sempre tutta, cerchiamo di farlo nel migliore dei modi e faccio anche i complimenti per gli eventi collaterali che verranno organizzati a fare da sfondo, da sottosfondo a questo importante Final 8 come un torneo esordienti femminile che sta sempre a vedere e a puntualizzare anche che si guarda sempre al futuro, quindi con le nostre mini atlete si guarda sempre in là e si cerca sempre di dare uno spunto ulteriore alla nostra pallacanestro. Ci saranno qui per 3 giorni i massimi esponenti del basket femminile, ma il punto di vista e anche il focus nelle più giovani è quello che ci spinge a fare quello che facciamo con tanto spirito di servizio nei confronti della pallacanestro come viene messo da Fila, da San Martino e da tutte le realtà venete che sono qui rappresentate come Schio, Famila e anche altri. Non può far altro che piacere, quindi è soprattutto un onore in questi momenti essere il rappresentante di una pallacanestro sana e viva come quella veneta. Grazie a tutti quanti, buon basket e io sorrido che vinca il migliore. Un numero di abitanti, ma è una realtà di pallacanestro oggi è riconoscibile per essere tale e che voi non vi stancate mai di pensare ad eventi. Sapete che non si vive sugli allori di aver conquistato la promozione in A2, di aver conquistato la promozione in A1, di aver organizzato diversi eventi, ma anche a livello giovanile siete sempre, ieri Pallalupe 1, Pallalupe 2, tutti occupati da ragazze vestite di giallo. Tutto questo credo che sia motivo di grande orgoglio e che sia la spinta principale, al di là dei sacrifici e della passione, Vittorio Giuriati, per andare avanti. A te la parola. Intanto grazie e buongiorno a tutti. Grazie delle belle parole che hai speso Giorgio ed è così, insomma, San Martino ormai si è identificata in questo sport, nella pallacanestro femminile e quando penso che ieri c'era Capobianco a San Martino a fare dalle 4 alle 6 e c'erano 50-60 persone sugli spalti a vedere un allenamento di pallacanestro femminile con Capobianco e con una squadra under 16, mi viene da pensare che questa pallacanestro femminile abbiamo uno sport esaltante ed eccezionale che forse neanche noi non sappiamo
valorizzarlo per quello che è. Perché avevo avuto modo stamattina di parlare un po' con Giorgio, ma anche con Massimo, e dicevo, noi abbiamo uno sport che quando tu vedi certe partite insomma, ti esalta e ti emoziona e non finisci mai di stupirti dalle gesta atletiche di queste ragazze, dalla bellezza di queste giocatrici, dalle performance tecniche che fanno, per cui se uno è innamorato della pallacanestro sicuramente non può che provare emozione. E io sono particolarmente orgoglioso e felice di questo evento, di questa manifestazione. Prima nella mia mente pensavo a 7-8 anni fa, una sera in pizzeria al nord-ovest, non mi ricordo in quale occasione, però c'era l'attuale direttore di Famiglia Schio, e loro erano in A1 e noi eravamo in A2, e una mezza battuta e noi pensavamo che l'A1 fosse una cosa irraggiungibile, una cosa, e Paolo mi disse ma guarda che insomma un po' di sacrificio e l'anno dopo ci arrivavamo. Vedevamo Schio, vedevamo Venezia come cose inarrivabili, e adesso domenica ci andiamo a giocare, cioè sono cose che sono successe in così breve tempo che se uno ci pensa 6 anni non è che sono tantissimi, però anche San Martino è arrivato proprio lì nel vertice del basket nazionale. Sono felice perché la famiglia Petenon, oltre a sposare ha sposato una filosofia di vita, ha sposato una società, ha sposato dei valori. Io sono veramente orgoglioso di avere Anna e Alessandra qui oggi, perché io, insomma, voi sapete, ormai è consuetudine, noi il venerdì sera, dopo l'allenamento, ci troviamo sempre in fila a Calvi. È una serata che noi facciamo con le ragazze, eccetera. Perché è vero che c'è la pallacanestro, ma è vero che c'è anche tanto dello stare insieme e di esserci. E vedere che i nostri main sponsor sono sempre presenti, con Beniamino, con Anna, con Alessandra, noi siamo non contenti, ma siamo orgogliosi, quindi vuol dire che c'è qualcosa che va anche di là dello sport. Poi sono particolarmente felice e contento anche, credetemi, non c'è qui il sindaco, però di arrivare a San Martino, buongiorno, arrivare a San Martino e tu entri nel piazzale e vedi subito il palazzetto storico di San Martino e poi adesso vedi sta gigantesca palazzetto tutto fatto in legno con il parquet, con i canetti eccetera. Io che sono amante di quello sport, insomma, mi esalto e qua devo veramente ringraziare l'amministrazione che insomma ha fatto un doppio palazzetto, ce n'era bisogno perché ci sono tantissime atlete, ma potevano fare anche delle scelte diverse, potevano fare 2 strade in più o un stadio di calcio in più, però hanno fatto un palazzetto. Io sono contento, doveva nascere come una semplice tensostruttura ed è nato un palazzetto. Quindi, e poi attivi vicino, quindi proprio dà il senso del college, degli allenamenti doppi, tripli, dà proprio il senso dello sport. Io, insomma, quando qualcuno viene e mi dice, poi lasciatemi dire, sono contento per Massimo Protani e per la Lega Nazionale del Basket Femminile che ci ha onorato di fare questo evento insieme a loro. Se siamo qui oggi è perché la Lega Basket ha pensato che San Martino fosse una piazza su cui puntare, fosse un paese su cui dire no, perché qui per 3 giorni saremo, la pallacanestro sarà qui a San Martino, quindi la Lega Nazionale, la Lega Basket Nazionale ha avuto anche un po' di responsabilità perché poteva assegnarlo a città più importanti o più famose, eccetera. Ha scelto San Martino e questo mi fa doppiamente piacere. Per cui ringrazio tutti i presenti perché so quanto sacrificio, amore e passione ci mettiamo in questa
ringrazio la FIP che mi dà e ci è sempre dato la possibilità di fare e collaborare su questi eventi. Io spero che sarà una manifestazione bellissima, ma se uno ci pensa bene, noi venerdì avremo 4 partite pazzesche dal punto di vista dentro o fuori dell'intensità, e vorrei quasi dirvi che di scontato non c'è nulla, vuol dire, dalla stessa Ragusa che trova a Vigarano, dalla stessa Broni Milano, vuol dire, sono partite apertissime, qui non si sa se sei dentro o fuori, e vedere 4 partite così, una attaccata all'altra, vita mia, morte tua, questo è. Poi il sabato si replica, altre 2 partite, e qua come funziona? Chi va fuori, chi va a casa, poi la finale. Insomma, saranno 7 partite di un'adrenalina bella. Poi ci avevamo messo il torneo delle ragazzine, ci avevamo messo i ragazzi in tiro, quindi penso che, spero che il palazzetto lo riempiremo, spero che sia una bella festa e che poi alla fine vinca il migliore, e poi alla fine vinca la pallacanestro, perché è uno sport, come dire. Lasciatemi dire l'ultima cosa, abbiamo avuto l'onore e il piacere di andare a Reggio Emilia lunedì sera, e quando tu vedi questo mondo rappresentato da Res, da Melli, da Battome, da questa gente qui, da Fassina nel nostro, ti rendi conto di che bel mondo noi facciamo parte. E, insomma, mi dispiace per chi non può godere di questi privilegi che noi abbiamo. Vi ringrazio tutto, grazie Giorgio, grazie a voi che siete venuti e buone fanalite. Parto per venire in Veneto, non solo a San Martino di Lupari. La mia famiglia è un po' preoccupata, mi dicono sempre: ma così lontano, vai papà. Io non amo i mezzi pubblici, non amo il treno, non amo l'aereo, amo la macchina, perché in macchina ragiono, penso, sviluppo. Venire in Veneto, sia a Schia o sia a Venezia, ma in modo particolare a San Martino di Lupari, non mi pesa, mi dico, perché vado a casa. Venire a San Martino di Lupari dà la profonda amicizia che respiro da Cordiano, che è sempre un piacere ascoltarlo perché ha una chicca in più, dal signor Pettenon, che mi ha questa amicizia profonda, e mi fa piacere che mi ha lasciato una lettera, 2 righe, mi sento veramente a casa. Però dopo questo picco introduzione devo dire in questo momento grazie a tutto il movimento femminile, tutte le squadre, grazie perché stiamo vivendo in un momento di crisi di valori, di crisi economiche, e uno deve immaginare gli sforzi che fanno tutti i presidenti, tutti i dirigenti, tutti i volontari per tenere sempre alta la pallacanestro femminile. Questo grazie lo usiamo in una marea di modi, però per me dire grazie mi dà emozione, e dico grazie a San Martino di Lupari, dico grazie al presidente Giuliani, dico grazie a Cordiano, dico grazie a Riccardo, a Paolo Martelli, alla famiglia Pettenon, al sindaco. Perché? Perché organizzare una Final Late dove uno deve mettere amicizia, professionalità, ospitalità, non è una cosa facile, nonché risorse economiche, perché questa Lega sta cambiando un po' l'essere, perché prima era una Final Four per 4 squadre, la gestione di 4 è molto ma molto semplice. Riportarla a 8, dove in corsa abbiamo dovuto cambiare, perché lo dobbiamo dire, e facciamo i complimenti a Schio, che avevamo 2 squadre, Venezia e Schio, impegnate nelle coppe, volevamo farlo a 16. E la location, sindaco, lo dico, di San Martino di Lupari per 16, avendo 2 palazzetti,
per il prossimo anno ci penseremo, sì, gli amici di San Martino, perché è la location giusta dove si può giocare nei due palazzetti. Assessore, prepariamoci, torneremo. E l'abbiamo fatta a 8, volevamo fare perché volevamo fare una festa unica, abbiamo cambiato in corsa. Parlando con Vittorio, Vittorio ha detto: Massimo, certo, averlo saputo 5-6 mesi prima ci saremmo mossi in un certo modo, però bravi perché in un mese e mezzo si sono adoperati con la loro professionalità, con la loro amicizia, avendo un contorno familiare così importante, ad organizzare una finaletta. E quindi avremo la finaletta di San Martino di Lupari 1, 2, 3 e poi sposteremo tutte le macchine a Campobasso, sempre più lontano, 22, 23, 24. Grazie anche al comitato regionale, a Roberto Nardi, che è qui davanti a me. Lo devo ringraziare perché è una federazione locale, regionale, che è sempre vicino. È una federazione con un presidente che non fa distinzioni maschile e femminile, e questo te ne rendiamo atto, perché siete in pochi in Italia dove la femminile, che dà sempre grandi soddisfazioni alla madre federazione, tant'è vero siamo terzi nel ranking europeo con le squadre giovanili, si dimentica ogni tanto in alcune zone d'Italia. Tu sei uno sempre presente, sempre attento, sempre vicino a tutte le società, sia maschili che femminili. E un altro sviluppo che vogliamo fare, dove questa è l'occasione giusta per dirla, per presentarla, abbiamo avuto una marea di critiche, io lo so, da giudiati, dai tifosi. Abbiamo iniziato un percorso che è LDF TV. Noi crediamo fermamente che il nostro prodotto deve essere rafforzato. Il rafforzamento passa dai social, dal sito, dalla comunicazione, ma in modo particolare dalla creazione di una nostra televisione. Avendo problemi di finale per mandarla in chiaro su Sport Italia, che è sempre al nostro fianco, abbiamo si gioca alle 16, no, noi giochiamo alle 18 e andiamo sulla nostra televisione, una nostra televisione dove il commento sarà di altissimo livello, molto professionale, le riprese saranno ancora di più a 3 telecamere in HD, perché questo è il futuro, perché noi vogliamo continuare anche il prossimo anno con più fermezza, con più forza a potenziare la nostra televisione, il nostro prodotto. Sarà 7 partite che andranno sulla nostra televisione free, libere, senza costo. Quindi uno si registra e automaticamente può vedere tutto quello che vuole. L'unica cosa che chiediamo è la registrazione. Poi vado sul chi vince e chi non vince. Io faccio un in bocca al lupo a tutti, perché già arrivare a una finaletta è una vittoria. Chiudo dicendo, siccome l'ho scritto anche nel mio intervento la finaletta viene dopo il giovedì grasso, a Carnevale ogni scherzo vale, vinca il migliore. Che rappresenta il basket italiano in Europa, 2 derby nei quarti di finale, il presidente Penati contro Broni, quindi una nuova e una storica derby lombardo. Un derby lombardo, un derby veneto, che è l'ultima partita tra le Lupe
di fronte a te hai che sarà avversario Lumanna Reyer di Venezia, e poi due partite per certi versi inediti, perché quella che aprirà la Coppa Italia era USA Vigarano del venerdì, poi Schio Lucca, che è un remake di tanti finali scudetto, Coppa Italia e Supercoppa. C'è davvero tanto di cui divertirsi e per cui aspettare la prossima settimana con la voglia di andare al Paralupe e di godersi San Martino di Lupari, che per l'occasione arriverà a 14.000 abitanti Forse anche di più. anche di più, quindi siamo contenti anche di questo, possiamo dire per 3 giorni più di 14.000 abitanti, e ci vediamo al Paralupe 1, 2 e 3 marzo. Grazie, buongiorno a tutti.